Italia, buongiorno. Buongiorno un caso. Ho aperto per la seconda volta in vita mia il tendone del polmin, ora che l'ha anche due buchetti. Non era stato mai usato, mi ricordo, infatti ho fatto una fatica a scendere la prima volta, era tutto impettato, adesso tutto spazio, però insomma. Sì, in questo caso come batte il sole, vabbè, mi copre appena il frigo, ma interessava il frigo, dai. Ora Andrea del T4 in modalità, sai, gli americani, quei salopette a doppietta, che chi aspettava sulla sedia a dondolo col canozzal, compagno, adesso non mi ricordo chi erano, sai, chi là. Guarda Andrea del T4, vedi, non mi ero accorto, ha messo su il pannellino, vedi? Lui nel suo caso ha scelto quello perché sennò non si passava nel garage di casa, hai capito? Però dice che va bene. Andrea, cosa hai detto? Sì. Cos'è, un 100? 100. Ti stai anche ad? Sì, buono, Sì, ma anche a te però, porca miseria, che io che ti ha montato. abbiamo montato quello che è un cosa furgone, lo so, doveva metterlo attraverso. Bravo furbo, così te gli metti altri in Sì. futuro se serviva. Vabbè. Così gli sta uno e basta. Ma va a mangiare i caice. Guarda qua su Pulmin, si sono staccate le viti sotto al letto. Adesso non ho la minima voglia. Anche perché mi sono bevuto il caffè, ho scoperto che a me il caffè, cioè ho scoperto, lo sapevo già, non è proprio il massimo, diciamo, per lo stomaco e così è tutto. Allora metterò delle viti col bullone. Sì. Stai guardando gli uccelli? Sì, c'è una coppia, forse rondoni, ma non ho capito bene se è una La moglie è contenta che guardi gli uccelli? Sì, finché si volatili, sì. Ok. Guarda che camper che è simpatico con cabina grigia. E ogni tanto qualche colorazione un po' diversa, no? Tipo quella Marco, con cabina rossa. Quanto bello non è? È fantasia, dai, produttori, madonna, è sempre mio spiega queste robe. Non si può andare avanti così. Italia, qua è troppo presto per lavorare. Cosa dici? Andiamo a fare un giro in skate? Dai Italia, vedi, perlomeno avendo il frigo proprio centrale rispetto alla lunghezza della tenda, in un modo o nell'altro è sempre coperto dall'ombra, dai, quindi bene. Che carino, vedi? Quest'area picnic e area giochi, molto carino. Lì probabilmente deve esserci un baretto, no? Non ho capito bene. Dovremmo essere in discesa, c'è lo skate che va da solo. Frena. E questa area camper, dove cacchio era l'area camper? Quella che adesso ovviamente è chiusa, sarà mica questa entrata qua, no? Aspetta, ho dimenticato la mascherina, perché vabbè, ok, finché siamo in giro da soli, così in skate in strada, chiaro che non serve, però metti che, non so, dobbiamo andare in qualche piccolo sentierino, non si sa adesso dove stiamo andando un po' a casaccio verso la direzione della cascata della Sofia. Che Andrea adesso sta tornando indietro, si è dimenticato la mascherina, e d'altronde non siamo abituati a fare i chirurghi o i chirurgi. Sì? Non so perché anche i carabinieri hanno una macchina verde qua. Sì, il carabiniere forestale. Ok. La forestale sta inglobato dentro l'arma dei carabinieri. Perché non so se si può correre col longboard nelle strade normali. A parte questo c'è anche un longboard fuori legge, diciamo. Però perché fa il motore massa potente, 500 watt, fai 35 all'ora. Mi pare che sei 20 all'ora al massimo che te puoi fare. A parte mi comunque vado via sui 15-20, a parte vabbè ogni tanto che fa il mona, ma vabbè. Ma normalmente se gente può, non è che ti andava via sempre a canone, insomma, ecco. Come moto, sta una moto a 500 cavalli, non è che te va via tac, manetta spalancato, no, sai. Frena. Dobbiamo vedere un attimo il discorso, parcheggia qua in mezzo, il discorso dell'area camper, curiosità.
No, sosta breve, ok? Qua c'è scritto. Allora, l'area camper ce l'hai a 50 metri dopo il parcheggio dove ci siamo messi noi, no? Ok? Quello grande, l'unico, il primo che trovi nel lago del Mis. Sto pensando, sì, ok, è tutto sterrato, probabilmente si sale anche di qua, sgommattamenti a 1000, fa vedere com'è l'entrata. Beh sì, io con Pullman ce la faccio tranquillamente anche a girarmi qua. Sto guardando, guarda, cacchio sulle piazzole. Cioè devi entrare di là, dove cacchio è? Non si capisce niente. Forse su di qua, sì, probabilmente qua questa sbarra non c'entra. Probabilmente è questa la sbarra d'ingresso. Andiamo a vedere. A sbirciare giusto per curiosità. Comunque sì, questa sarebbe a pagamento, ragazzi, in ogni caso, Qua c'hai, credo, i bagni, le docce, o comunque fuori ci sono i lavandini. Ma dove si mettono i camper? Cioè tipo qua? E le colonnine della corrente. Questa forse è una colonnina. Vediamo come cavolo ti metti. No, non mi sembra una colonnina. Secondo me sì, qua vedi, è tutto. Allora là, il carico e scarico lì. Sì, si gonfia. Con Pullman qua ci fai il tagadà, insomma, con queste stradine qua così, tutte ste baracchette. Sì, infatti area di sosta breve, non è nulla di delimitato, te lo butti alla cacchio nell'erba. Un tocco di giardino. Sì, no, carino, è carino, molto carino per quello. Quando io ho sistemato ieri l'erba, è sistemato. Sì. È il pagare, insomma, che a me sta sempre scomodo. Qua c'è la piccola area picnic, qua ti congiungi a quell'area picnic che abbiamo visto prima, percorribile anche in camper, puoi andare là, sì, giusto per andare proprio addosso al bar e dire signora una granita e dopo tornare indietro. Sì, o un spritz, giustamente. Sì, non è male. Spero che personalmente però, grazie al cacchio, cioè, 1000 volte meglio dove siamo noi, scusa. Cioè, andiamo a fare il carico e scarico nell'area gratuita dove siamo andati noi. Siamo là parcheggiati tranquilli, cioè vista lago, e qua te sei dentro per un giardino privato, insomma, sì. Proprio per carità, c'è chi ha bisogno dei servizi costanti, però no, perché sei area di sosta breve, quindi area di sosta breve, probabilmente intendono le 48 ore, probabilmente, immagino, deduco, no? If you believe in democracy, if you have hope in what could be, if you want to protect your rights, you got to get out there and fight. Protesting helps us spread our views still. Vai Libellula, dai! Io devo fare la gara tra Libellula e Andrea. Uccio no, ecco, vince la macchina. Ha rovinato tutta la poesia competitiva. Se devo fare i mestieri. Ma se andiamo dentro della giardiniera, se vuoi passare le vie. Sì, vabbè, ma senza da ieri. Guarda che spettacolo Italia, guarda, da foto. Non ho la macchina fotografica, ma ho la Pro. Adesso gli faccio la foto con la Pro. Oh, no, questo forse non era da fare in discesa con skate su starato. Arrivati, vai schettino, vai da su, che sgommattamento, perché purtroppo vedi alla trazione solo su una ruota sto bifolco. Vedi Italia, qui è dove ci eravamo messi nelle vecchie puntine, no? Con i Singani, la Valeria, oppure anche con la Alessia quando abbiamo girato il video rifornimento dell'acqua a livello pro. E adesso guarda, alle mie spalle qua hanno anche, come si dice, asfaltato. Qui è dove Singan aveva fatto fuori i semiassi di Scarosso, no? Quindi sì, col camper ci entri, certo te lo strusci un pochino perché ci sono tutti i rami, ok? Quindi quello mettilo in preventivo, però poi ti puoi parcheggiare qua. Aspetta, a proposito di parcheggiare, metto in parte lo skate e andiamo a vedere. Ecco, guarda, c'è anche dell'ombra. E sto gran panoramation, vedi? C'è il torrente
e dopo lì ti si allarga e diventa lago. Boh, vedi tu, sono belli tutti e due i contesti, insomma, ecco. È molto più facile chiaramente parcheggiare dove abbiamo parcheggiato noi, quindi se hai magari il camper nuovo e non vuoi strisciargli le pareti perché magari ti dispiace, capito? Allora parcheggia dove abbiamo parcheggiato noi. Se invece vuoi provare anche, magari vieni qua 2 o 3 notti e dici una volta dormo là, una volta dormo qua, quindi vuoi provare anche questo contesto, allora no, vienici, insomma, è bello, merita, insomma, ecco. Ah, divieto del campeggio, vabbè, ma Privata, chiusura ore 20. sì, area privata, chiusura ore 20, sì, probabilmente non accendere i fuochi a terra. Hanno messo un sacco di divieti, ma è un peccato perché li portano via un sacco di turisti. Però vabbè, insomma, campeggio, dopo qua hai visto era pieno di macchine, gente che faceva il picnic eccetera, quindi Sì. se vieni qua col camper, magari non apri la tenda, che ne so io, guarda, ti puoi mettere anche all'ombra, insomma, ecco, quindi non è che muori. E chiusura ore 20, boh, se ti mandano via vai a dormire di là, e se ti chiudono dentro che ti frega, vai fuori la mattina dopo, esatto. Dovete andare in discoteca. Andrea che va a farsi il bagnetto. Ah, bene, bello, sempre tutto molto bello. Sicuro? Siamo fredda? A fare il bagnetto ora, dai. Ma Dopo sì. mi bagno tutto se non faccio bagno. Guarda che bello. Ma sì. senti la remiglia Sì, guarda là in fondo che... Che figo. Sì, vedi tu per uno che camionazzi a Sky 4x4 te li vedi qua, in riva qua e te vedi che ha vista là. Vedi tu anche là, vedi tu tutto perché se va a Barboni non vuoi mai regalarmi un camper di quelli da Sky. Guarda, mi mettei là, guarda, proprio là, perfetto, guarda, dopo vabbè, non so in qualche modo se fa comunque una mansarda o robe del genere, quindi la vista ce l'avrei avuta di là. Guarda che c'era anche la l'anatra dentro, no, cioè vedi, per colpa della tua tirchieria mi hai fatto perdere l'anatra dall'interno del camper da milionari. Sì, per forza, Colpa vostra? per forza. Sotto una partita. Mondo di singani, fatto di singani, e ogni tanto qualche papera. Sì, Italia, l'acqua è caraibica. Porca troia. Io mi sarei messo molto volentieri qua, in questa spiazzetta qua, guarda che bello. Con l'acqua caraibica fuori casa, che esci e c'hai l'acqua caraibica, un po' ghiacciata secondo me perché... sì, all'inizio no, tienila 10 secondi dentro. Prova. 1, 2, 3, ti ha visto? No, mi sono già dove a piedi. La lavanda dei piedi. Sì, dai. Insomma, dai. Sì, oh, l'acqua per te che ti fai i bagnetti nel giasso. Guarda qua. Te venivi qua, ti buttavi a mollo, stavi là, e noi avevamo fatto il giro e dopo basta, tutti felici. Facevi un tavolino qua con le sedie e moia. Ma sì, noi se beve sprissetto eccetera. Esatto, nell'acqua. Sì, a moio. No, è freddo. O col materassino, io sì, un materassino qua, guarda. Figo! Cazzo, questo sì. Vedi, io ho in provvisione di prendere un canotto di quelli da poco, me lo metterei sotto al posto della ruota di scorta, perché in tante occasioni, tipo anche prima al lago, cioè ti gonfi il canotto e hai l'accesso subito, senza sbalzi né niente, cioè è erba, hai capito? È una figata. Sì. Perché vuole il canottino secondo me in camper. Dammi le salate. Vabbè, togli le scarpe e entra su entrare. Sì, no, giocavo ti sporchi tutto. Saluto. Sì, che bello, qua è anche altino. Già sarà così mi ciappo un cagotto. Qua siamo sopra il metro, cioè qua col materassino veramente è una figata, è il suo. So che può sembrare un discorso un po' sacrilego eccetera, ma in realtà se ci pensi non fai alcun danno, cioè andare col materassino, non tocchi nulla, non sporchi nulla, non rompi nulla, te lo riporti a casa e basta, morta là. Cioè che danno fai metterti col materassino qua? Lo fai al mare perché non puoi farlo qua. Aspetta che ne veda la situazione qua sotto, anche perché a pro è subacquea, quindi sicuro? sì. Mi dici che fa le bollicine non è una bella roba? Vabbè, intanto l'ho lavata. No, adesso probabilmente il microfono sarà ostruito, quindi si sentirà male finché non si asciuga.
quindi bisogna fare no, mi è venuto in mente una cosa, ok, a meno che non mi drogo, ma non credo. Qua, quando il torrente o il lago è in secca, c'era un antico ponte romano. Io avevo anche le foto che avevo fatto coi cani, anche col CP. Sì, noi adesso ovviamente non lo vediamo, però dovrebbe essere proprio dietro a questo masso qua, più o meno all'altezza del bar, davanti al bar, ok? Quindi, sì. Perché adesso ovviamente l'acqua è alta e purtroppo, come sai, nella puntata precedente o in questa, adesso non so che casino ho fatto e che casino farò, quando c'è l'acqua alta non si può entrare nel passaggio segreto per entrare nelle grotte sotto alle cascate. Ormai non è più segreto. Sì, ormai non è più segreto, però vabbè, insomma, no, ci tenevo tanto, mi piaceva tanto perché avevo anche la macchinetta figa e tutto quanto, e faccio le belle foto, delle belle riprese, invece è un cazzo.